Non sono mancate le reazioni del mondo della politica, dell'associazionismo sull'operazione Waterloo condotta dalla Procura di Agrigento e che ha visto decapitare il vertice della società Girgenti Acque con l'arresto di Marco Campione, altri suoi 7 collaboratori che con varie cariche svolgevano e avallavano con forte complicità le scelte dei vertici societari. Ad accelerare l'operazione e la chiusura delle indagini di questo primo filone a detta della Procura è stata la preoccupazione che gli inquirenti hanno avuto circa la possibilità di fuga dei vari responsabili delle società. Altro fatto determinante è stato anche il fallimento della stessa Girgenti Acque. A seguito di ciò la Procura ha anche dovuto aggiornare i capi di imputazione emessi verso i responsabili. Ricordiamo che l'interdittiva antimafia risale al 2018, l'indagine è stata portata avanti grazie a controlli serrati fatti di intercettazioni e riscontri amministrativi eseguiti dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri e dalla DIA. L'esigenza di creare un pool blindato è stato manifestato dal procuratore Patronaggio, poiché le fughe di notizie erano un fatto che preoccupavano la Procura. Sono infatti diversi le forze dell'ordine che sono stati al momento indagati, un pool formato da magistrati, Salvatore Vella, procuratore aggiunto, dai sostituti Paola Vetro e Sara Varazzi, col coordinamento generale del procuratore Patronaggio, e che ha interessato un'ottantina di persone, per 50 di loro l'avvio delle conclusioni delle indagini. I fermati sono stati 8, tra cui Marco Campione nella sua qualità di presidente di Girgenti Acque, Calogero Patti, dipendente di Girgenti Acque, Angelo Piero Cutaia, direttore amministrativo, Gian Domenico Ponzo, direttore generale di Girgenti Acque, Francesco Barrovecchio, ingegnere, responsabile tecnico della società parallela creata ad hoc, Idortecne, Calogero Sala, direttore tecnico e di produzione di Girgenti Acque, e Gino Della Volpe, membro del CDA di Girgenti Acque. Altri indagati sono stati colpiti da ipotesi di associazione a delinquere, tra cui Michele Campione, amministratore delegato della G Campione SPA, Giuseppe Giuffrida, ex amministratore delegato e direttore tecnico, tra questi anche i componenti del collegio sindacale, il responsabile dell'area personale della società. Tra le ipotesi in concorso esterno in associazione a delinquere risultano Claudio Lusa, responsabile del team Deloitte e Tusci, Michele Calvello, Francesco Macina, quindi l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede, Giovanni Pietruzzella, presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, Fulvio Riccio, consulente a contratto dell'autorità d'ambito ottimale della ex provincia. L'ipotesi di corruzione interessa anche un ex presidente della provincia agrigentina, un ex consigliere comunale, comandante di stazione carabinieri di Realmonte, di Aragona e del nucleo mobile di Agrigento. Varie le ipotesi di reato, tra cui quelli dei contributi elettorali irregolari al presidente dell'Arsi Gianfranco Miccichè, al deputato nazionale Francesco Scoma, quindi tra le altre reati quelli che vanno all'ipotesi di frode nelle forniture per l'acquisto dei contatori idrici in Cina. Voglio spiegare perché la Procura si è decisa ad effettuare dei fermi, che sono un po' un provvedimento, diciamo, pesante, anomalo. Fermi che, ripeto ancora una volta, devono essere portati alla cognizione del GIP per la convalida e per la successiva emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Vi era un quadro probatorio estremamente grave, poi con lei, collega procuratore aggiunto dottore Vella, che ha seguito personalmente le indagini, e gli amici delle forze dell'ordine che ci hanno coadiuvato diranno in particolare questo quadro probatorio in che cosa si è caratterizzato, per cui un quadro probatorio caratterizzato da estrema gravità, accompagnato ad un concreto pericolo di fuga. Si sono aperti, come voi sapete, i viaggi dopo questa emergenza Covid, abbiamo registrato dei movimenti in partenza che ci hanno messo in allarme e per cui la Polizia Giudiziaria ci ha segnalato un concreto pericolo di fuga, accompagnato, dico io pure, permettetemi questa battuta, anche da un concreto pericolo di fuga di notizie, perché quando si fanno indagini di questo tipo che colpiscono la pubblica amministrazione e in parte anche la politica, comunque la politica e l'amministrazione, il rischio della fuga di notizie è sempre molto alto. Altri elementi ci hanno indotto ad accelerare le fasi di questo procedimento e in secondo luogo va segnalato appunto che la dichiarazione di fallimento sia di Girgenti Acque che di Idortecne. Sono due fatti sostanzialmente di una decina di giorni fa, fatti abbastanza gravi, che ci hanno indotto peraltro ad aggiornare le iscrizioni per ipotesi di bancarotta fraudolenta, per cui a un danno per l'erario
per i cittadini già abbastanza grave, si è aggiunto un ulteriore danno che è quello che è stato provocato da questa bancarotta nei confronti appunto dei soggetti